Eccoci rientrati in studio dopo la pubblicità con Di Sabato Pomeriggio e adesso è il momento dell'etichetta discografica di Cusano Group in punta di note, una bravissima cantante con Vertigini di te, Aurora Tetto. Vorrei sapere che sapore ha la normalità, se ormai siamo lontani e non tornerai. Vorrei sapere come stare bene, fa male il cuore ad ogni battito, se chiudo gli occhi ti rivedo. Non tornerai. Vorrei sapere come stare bene, fa male il cuore ad ogni battito, se chiudo gli occhi ti rivedo, non li riaprirò. Vivere in bilico sta vita, ho le vertigini di te, con la paura di cadere, cadere. La sabbia dentro la clessidra, sembra che piova su di me, non puoi fermarla con le dita. Tornassi indietro il tempo, ti ho dato il meglio del peggio di me, esprimo un desiderio per sorridere. Vorrei sapere se va tutto bene, mi abbracavo con 2 sorsi di te, ora riempio il bicchiere con le lacrime. Vivere in bilico sta vita, ho le vertigini di te, con la paura di cadere, cadere. La sabbia dentro la clessidra, sembra che piova su di me, non puoi fermarla con le dita, le dita. L'amore al buio si nasconde, lo puoi vedere con le stelle di notte. Toccare il fondo del bicchiere sconvolge, lo riempirò per ritornare più forte. Volerò come fanno i gabbiani sul mare in tempesta, riuscirò a resistere al vento che c'è e un giorno riderò, con il cuore e con gli occhi in mezzo alla gente canterò, liberando la donna che è in me, so che ce la farai, non arrenderti mai, sei tu ora che decidi di te. Vivere in bilico sta vita, ho le vertigini di te, con la paura di cadere, cadere. La sabbia dentro la clessidra, sembra che piova su di me, non puoi fermarla con le dita, le dita. Vivere in bilico sta vita, ho le vertigini di te, imparo a volare, volare. La sabbia dentro la clessidra, ormai è finita, tutto inutile, il tempo cura le ferite, spero curi anche me. Vertigini di te, Aurora Tetto, fai il giro di là, guarda Aurora, facciamo una cosa, ecco, Aurora con la A aperta, perché Sì. altrimenti mi bacchettano, se io sono campana, noi ci abbiamo tutto stretto così. Intanto grazie per essere qui, No, ci sei stato grazie già con a noi nella voi. prima parte dedicata a Io Canto Per, però so, questo è il tuo momento. Vuoi emozionato? No, perché sei una veterana, canti Ma da tanti In anni. realtà sì, perché ogni cosa poi è diversa, quindi... Ogni cosa è diversa, Sì, sì, non ci giustamente. si fa mai l'abitudine. Tu arrivi da fortunatamente. Rieti, precisamente? In provincia di Rieti, sono a Forano, un piccolo paesino, piccolo. Però io leggevo qui, mentre giustamente mi informavo sulla tua storia, a parte che ti conosco perché questo brano
è già da un po' che è in giro e si sente anche sulle radio, insomma, avete Sì, fatto sì, già tanta sta girando. promozione e adesso con piacere ti ospitiamo qui. Tu tornerai anche nelle altre puntate un po' più in là, Con tutti gli estremo artisti di piacere. Un Punto di Note tornerete ogni sabato e leggevo però che tu già, insomma, hai vinto tanti concorsi, poi hai partecipato al Cantagiro, ma anche a Castrocaro, leggevo Sanremo Giovani, insomma, tante cose per essere così giovane, però tu dici, ho iniziato a 7 anni. Sì, ammetto che sono state tante esperienze, ogni palco era diverso, quindi tante volte andavo non tanto Guarda, per... ti sposto i capelli, la regia non me l'ha sì? detto, ma lo immagino che con questi bei capelli sopra il microfono. Sono state tante esperienze, dicevo, perché poi alla fine tante cose le affrontavo non tanto per il desiderio di arrivare, ma perché ogni concorso, ogni contesto era un palco, era un pubblico diverso, cioè il pubblico del locale, il pubblico del concorso, il concorso senza pubblico, quindi era ancora una cosa Un'altra cosa, diversa. certo, la Esatto. televisione è ancora un'altra cosa, è tutto un po' costruito, diciamo così, e rispetto ai live, tu già fai tanti live, perché fai parte anche di una cover band, se Sì, non esatto, sbaglio. Gli Oltre, che è una cover band di Claudio Baglioni, stiamo girando parecchio, ma giriamo già da un bel po' di anni. Io Da sono quanti entrata anni sei nel in questo? 2018. Beh, quindi proprio piccino. Come mai hai iniziato a cantare? Cioè, chi ti ha, hai qualcuno in famiglia che già canta oppure è stata proprio una passione tua, come dicevamo prima con i ragazzi? Allora, guarda, in realtà c'è mio papà che canta bene, ma che in realtà non ha mai sfruttato questa cosa, cioè si canticchia ai karaoke, soprattutto Cioè la persona che Venditti, prima di lui ha- accompagnare che ho preso per tuo fratello Esatto, maggiore lui. e invece il papà. Sì, sì, sì. Tra lui e mamma dicono sempre che sono fratelli, sì, sì. Beh, perché tu sei giovanissima, però insomma, a questa età l'età è indefinita. Uno può avere 20, ma anche un pochino in È più. vero, Tu è ne vero. hai? 22. E quindi si può ancora dire, fino a una certa età si dice sempre, si dice anche quando si è più grandi. I tuoi progetti invece nel I miei progetti, adesso futuro? ci stiamo concretizzando su vari inediti. Ho iniziato a mettere la penna un po' di più, quindi le parole sono mie. Questo i brano testi- chi l'ha scritto invece? Questo De Nicolis, è un brano al quale sono molto legata in realtà. Parole e musica ha fatto tutto lui? Sì, questo sì, perché è stato poi il principio, l'incipit dell'etichetta. E invece il quindi sono video, questo entrata- bel video dove l'hai girato? L'ho girato a Spoleto, è stata una giornata bellissima con Federica, infatti la saluto. Chi è Federica? È la videomaker. Ah, vedi? Sì. Ci tengo perché è proprio il principio dell'inizio del percorso, insomma, con l'etichetta. Che stai facendo con In Punta di Esatto, Note? esatto. Come è avvenuto invece il vostro incontro? Tu mi hai detto che insomma è nata prima una sorta di amicizia, Sì. però insomma tu sei molto brava, quindi sicuramente Remo Francesconi quando ha sentito questa voce ha detto questa me la calappio sul macchione, vecchia volpe. In realtà noi ci conosciamo grazie al Cantagiro. Il Cantagiro è stata forse l'esperienza più grande che io abbia avuto. E colgo l'occasione per salutare anche Enzo De Carlo, perché ogni tanto esce fuori questo Cantagiro e quindi lo salutiamo che è il patron dell'attuale Cantagiro. Sì, è la figura d'eccellenza, sai, cioè, la certezza è lui. Certo. E quindi nasce dal Cantagiro, poi siamo andati insieme a provare insomma il percorso di Castrocaro, siamo andati avanti con Castrocaro, ho avuto accesso alla finale su Rai 1 e da lì poi una collaborazione che si è intensificata sempre di più, perché mi ci sono sempre trovata bene, la difficoltà ad oggi è trovare qualcuno che ti lasci esprimere piuttosto che darti le direttive e doverle seguire. La cosa importante è che tu fai anche tanti live e questo per un cantante è la cosa più importante. Io ti ringrazio Aurora per essere stato qui con noi, ci vediamo prestissimo, a giro diciamo con tutti gli artisti verrete qui, con grande piacere Non ti vedo aspetto. Grazie. Mi raccomando, buon ritorno a Rieti e ci vediamo la prossima volta. Grazie. Io invece mi sposto piano piano, seguitemi perché ho 2 ospiti che sono qui perché noi avremmo dovuto avere il nostro amico Massimo Bomba per l'oroscopo come facciamo ogni settimana. Questa settimana non c'è e allora io cosa faccio? Mi sposto dagli ospiti occasionali di oggi.
Eccomi qua, Sebbi Mangiameli alla mia destra, che è venuto a trovarmi con il nostro fisarmonicista, che però adesso io il nome non me lo ricordo. Ecco qua, Giuseppe Ciao. Roccella. Ciao Giuseppe, voi potete sempre fare un applauso così spontaneamente. Voi siete reduci da un concerto fatto ieri sera al Salotto di Pulcinella, che l'abbiamo nominato prima perché Vincenzo De Vivo è proprio un amico caro, si mette sempre a disposizione per le cause nobili. Invece con voi ha fatto uno spettacolo, eravate voi, Sì. e c'era anche Giovanni Imparato. Sì. E chi altro c'era? E poi ospite Stefania Cianfrocca. È stata una bella serata. Io purtroppo non sono potuta venire perché, come potete immaginare, avete visto qui, insomma, c'è un po' da fare. Allora, Sebbi arriva dalla Sicilia ed è un cantautore. Sì. Sebbi è una persona molto, è sempre molto, come dire, sul pezzo. Ti vedo un po' impacciato oggi. No, sì, perché vengo è tutto dalla molto Sicilia. veloce. Spesso sono, sì, quello elettrico, sì. No, dico, ma forse qui è tutto troppo veloce. No, tu sei abituato un po' no, più no, con no. calma. Invece tu da dove arrivi? Dalla Sicilia Anche pure, tu. Quindi voi siete arrivati, quando siete arrivati? Allora, Io l'altro giovedì. giorno. L'altro giorno si è Giovedì, venuto. sì. Tu però a Roma sei di casa, vieni. Sì, io ho avuto anche il piacere di far parte dei tuoi eventi sul Lungotevere, una cosa meravigliosa. Diciamo, negli ultimi tempi però magari da un po' che non venivi, da quanto tempo? No, l'ultimo concerto al Teatro Arma il 21 settembre è stato, sì, 2 mesi fa. 2 mesi fa, sì. Perché poi qua il tempo passa velocemente. Sì. Ieri sera che cosa avete fatto? È stato molto particolare anche il concerto perché oltre ai miei brani c'era Giovanni Imparato che praticamente faceva dei soli, non solo naturalmente con le percussioni, ma dei vocalizzi, e riportava brani storici napoletani, da Giovanni Maruzzella. Imparato Lo conosciamo. lo conosciamo tutti, però magari se qualcuno proprio non si dovesse ricordare chi è, ve lo ricordo io. Giovanni Imparato è un percussionista bravissimo, oltre ad avere una voce molto particolare, e nel pieno, cioè nel clou del successo dell'orchestra italiana era appunto il percussionista e anche la voce solista qualche volta Sì. dell'orchestra. Sì. Oltre ad essere un caro amico, è stato anche al mio Emigrante quando era un programma e non una rubrica, insomma. Oggi doveva essere anche lui qui con ma noi, infatti però mi ha avuto un Ferrara, impegno sì, e quindi era- non sì, c'è, sì, però sì. noi lo salutiamo. Beh, insomma, un Come no? personaggio. Bellissima persona, grandissimo Tu hai artista. fatto anche un lavoro discografico con lui. Sì, Vedi gli che te lo devo artisti di ricordare strada. io? No, ma se vuoi io, aspetta, se vuoi io vado a ruota. Vai, che abbiamo qualche sì, minuto, perché sì, noi dovevamo avere, come spiegavo appunto, noi siamo L'oroscopo. in diretta. Sì, abbiamo l'oroscopo di Massimo Bomba, che però ha avuto un impegno, lo sapevamo già, e quindi dovendo mettere degli artisti a copertura di questo momento, ho pensato 2 artisti, lui non lo conoscevo, me l'hai portato tu, Sì. però ti conosco, quindi mi ha fatto da garante. Sì, una cosa. Poi vede anche Garantisce gli strumenti, diciamo, noi non eravamo proprio preparati per questo, però... No, come una così, dire, in acustico proprio. Una esatto, cosa così, così. Sì. live, perché bisogna essere gli artisti, poi si vedono in questo Artisti momento. di strada, infatti è l'ultimo nostro lavoro, e dove, come tu già accennavi, Giovanni Imparato ha partecipato proprio in prima persona, sia con la voce che con le sue percussioni, in 4 brani, e noi abbiamo presentato, ripeto, il 21 settembre, stiamo percorrendo il nostro tour. Si può dire che è una madrina speciale questo... Io allora sai cos'è? Perché io non mi permetto, perché possibilmente ci sono cose che magari dici, ah no, non lo dovevi dire. Dillo, L'artefice... tu qui puoi dire tutto, quasi tutto. L'artefice del mio incontro con il maestro Giovanni Imparato è la mattina è proprio Jordi Sarno. Sono contenta perché voi siete sì. andati a fare questo concerto da un altro caro amico appunto che è Vincenzo, Sì, l'abbiamo poi un nominato bel anche prima. ambiente, lui bellissima persona pure, Vincenzo. Si dice che chi trova un amico trova un tesoro, ed è così. Sì. Tu sei Ma poi è una d'accordo? persona veramente bella, disponibile. Cioè, Bene. già lo vedi subito, l'impatto è importante. Poi lei ha belle conoscenze perché gode di stima, secondo me, affetto e rispetto pure. Per come, Grazie. no, ma Chi è semina quello... bene raccoglie, no? Beh, È vero. a volte sì e no, non è sempre, si dice che riesce o non riesce, sempre grano che esce, Ecco murriata qua. nera, nel senso che uno intanto semina, uno secondo me deve seminare Certo. indipendentemente dal fatto di raccogliere. raccogliere. Ma voi adesso con questi strumenti vuol dire che mi volete fare ascoltare qualcosa? beh. Sì, un Ci brano, proviamo? Sì. la Tu non corsa. so se sei troppo coperto col microfono, però io mi avvicino Ci un po' a te, proviamo, vediamo ci un po', proviamo. dai, vediamo un po'. Suoniamo la corsa, accenno
E la corsa... Guarda, fai quello allora, che vuoi, abbiamo sì. qualche minuto a disposizione. Sì, però poi lo tagliamo a metà, poi fate voi. No, che tagliamo? Siamo in diretta. Noi siamo No, in nel senso diretta. ci fa segnale, vai. No, perché a me capitò una trasmissione, cioè, mi stavo dicendo invece così. Vabbè, quello magari quando è registrato si può fare tutto. Noi invece siamo in diretta, quindi quello che succede, succede. Niente, la corsa allora parla della società degli ultimi 30 anni, di coloro i quali questa buona fetta di società che corre, alla fine però non riesce magari a raggiungere certi obiettivi, sì, perché è sempre succube dell'invidia, di quello, dell'altro, la corsa, ecco. La corsa, questa l'hai scritta tu. Sì. Okay. Parole e musica. Sì. Di Sebi Mangiameli. Camminando per la strada incontro gente che corre, gente che vola, quanta gente diversa, tanta gente è capace ma serve a loro la corsa alla vita. Apre la borsa, tutti pronti per la corsa. Io non ho capito ancora il perché di questa corsa, forse sì, verso i danari. Che siano 30 non importa, basta loro che la corsa alla fine sia vinta. Apre la borsa, tutti pronti per la corsa che porta lontano, così lontano da perdere la testa. È una gara l'uno con l'altro, questa corsa senza traguardo, la corsa che porta lontano, così lontano da perdere la testa. È una gara l'uno con l'altro, questa corsa senza traguardo. Con la tua valigetta, dove corri stasera, forse ai nastri di sta lontano da me. Saluti tutti per la strada, ma non riconosci nessuno, troppa fretta da arrivare. Apre la corsa, tutti pronti per la corsa. Il canto del gallo, l'odore dei fiori, il suono del mare non senti più. Lo sguardo animale, tu senti alle spalle la notte, non dormi più. Apre la borsa, tutti pronti per la corsa che porta lontano, così lontano da perdere la testa. È una gara l'uno con l'altro, questa corsa senza traguardo, la corsa che porta lontano, così lontano da perdere la testa. È una gara l'uno con l'altro, questa corsa senza traguardo. Bravissimi, la corsa Sebi Mangiameli accompagnata da Giuseppe Roccella. Grazie. Ma che meraviglia, mi avete fatto venire una voglia di fare spettacolo, che Di voi cantare. di cantare, perché poi sai, qui io sono prestata alla presentazione, perché a parte l'emigrante che è proprio una mia creatura, sul resto mi muovo oggettivamente come un po' sulle uova, no? Però il teatro, lo spettacolo mi manca da morire. Ma se ti posso interrompere... Questo me l'ha fatto, soprattutto la fisarmonica, ma chiaramente anche la chitarra, però la fisarmonica proprio mi ha fatto venire voglia di io ti ho andare. sentito cantare, ok?
ti vedo presentare, sei il fiorello della situazione, una showgirl. Mamma mia, che complimento, che complimento. No, ma Pensa che io sai e fare Fiorello tutto. ci siamo ritrovati al Costanzo Show quando lui ritornava, diciamo, in televisione dopo un suo momento particolare ed eravamo seduti vicino. Pensa, abbiamo fatto una puntata guarda un del po'. Costanzo Show tanti anni fa. No, io avevo insieme. proposto, ti ricordi, di fare la città Polesenella qua, e lei giustamente ha detto: Sebbi, ma io guarda, mi devo occupare di tante altre cose, quello che mi dico posso mettere sempre, magari sai, a che sono cantare, cioè, parole di diretta, non è il diventa caso. un po' un problema, Beh, però certo. è una cosa che mi sono ripromessa di fare un po' più avanti, diciamo, abbiamo tante puntate, dobbiamo arrivare al 29 giugno, abbiamo tempo, Il tempo poi hai c'è. visto, Buono. noi abbiamo un contest, anzi vi chiedo in diretta, così se vi fa piacere di restare nell'ultima parte del contest, no? così Certo, mi sì, fate sì, sì. compagnia Certo, per come no. decretare i vincitori, tra virgolette, ma insomma noi Con piacere. non abbiamo vincitori, nel senso che è una gara pro forma. Perfetto, sì, Ma è sì, più sì, che altro una vetrina. Dunque invece voi in Sicilia adesso che cosa state facendo? Avete un tour in atto? Ora ci saranno date in provincia di Siracusa. E... Perché chiaramente voi essendo siciliani vi muovete molto beh, lì, no? Come no? Sì, Perché sì, sì, sì. questo stretto di Messina ancora si sente? Sì, 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 in certi casi sì, ancora, Beh, sì, 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 sì. Perché uno per muoversi non è proprio, come dire, come andare... È vero, e poi... Ma anche proprio di tempi, di costi, diciamoci la verità, il mondo dello spettacolo ci sono quelli che sono in cima alla piramide e va bene, e su quello non si discute, che hanno possibilità di prendere aerei, fare e dire. Sì, Poi sì, ci invece sono le poi- persone che si muovono in maniera normale vero. o con i treni, con le macchine, no? Sì. E dalla Sicilia muoversi non è proprio cosa semplice. Non è È un dato di fino fatto. all'anno scorso magari le compagnie aeree erano più clementi, diciamo. Ah, sì? clementi. Ora è da 4 mesi che... Io da un po' che non viaggio, che non prendo no, aerei. perché ad esempio il Roma-Catania, che è più costoso, non è il Catania-Roma, è proprio il Roma-Catania che è diventato... Cioè, prima io mi ricordo c'erano biglietti magari di 20 euro, magari di 10 euro. Ah, Ora, quelle anche se occasioni che uno va sì, ma online e le spesso trova. c'erano Per me, spesso, invece arabo. ora no, anche se per esempio se faccio un biglietto, ora noi dovremmo ritornare proprio al salotto di Pulcinella, Sì. penso fine gennaio. E poi ce lo farai sapere, ma comunque ci mancherebbe, pubblicizziamo la con data piacere, e con spero piacere. di esserci. E, ad esempio io guardavo già oggi i prezzi, no? Non esistono più di Cioè, prezzi nonostante 10 tanto tempo euro. prima... Sì, ma se tu guardavi, ma se avessi guardato 2 mesi prima, in passato, avresti accolto proprio che c'erano biglietti di 10 euro pure. Invece ora no. Io vi faccio una richiesta che siamo in diretta, non dovrei, nel senso che magari non ce l'avete pronto, oppure magari lui ce l'ha pronto, non so. Vedi cosa? Qualcosa di Rosa Balistreri. Ah, tipo... Però aspetta, non Che mi io ricordo le amo. parole tutte, no. Vabbè, non fa niente, vai. Io la faccio in la minore, va bene per te? Beh, questo è veramente dal vivo, eh? Che taglia la saria. Per me, vai tu, no, vai tu. Non le so. Ai, moro, ciato di lume cori, amore mio sito. Di nuovo. Ai, moro, ciato di lume cori, amore mio sito. Io l'adoro, per chi non la conoscesse, Rosa Balistreri chiaramente non c'è più, un'artista del passato, morta penso negli anni '80 più o meno, ha avuto una vita pazzesca. Mamma mia. Vi prego andatevela a studiare, a sentire, perché io la metto alla pari di Gabriella Ferri, ma forse non me ne vogliate, amici romani, forse siamo a un livello ancora più profondo, ecco, non posso dire più alto o più basso, però più profondo Ma forse sì. soprattutto per chi Una nasceva in cantautrice. quella Sicilia. Certo, lei è stata una In quella Sicilia. che ha portato avanti C'è un... una che ha avuto il coraggio di dire Mafia e Parrini, ad esempio. Cioè,
che sta in mafia. Cioè, Sai in che una c'è? Sicilia Perché di quei secondo tempi, me quando tu non hai veramente niente da perdere, perché che succede? Che quando tu hai comunque in qualche modo le mani in pasto da qualche parte Sì, ti sì, devi contenere, se invece tu non hai niente da perdere, poverina, aveva perso più di quello che Brava, aveva perso, certo. di tutto di più, un figlio nato già sì. senza vita, insomma, ripeto, andatevela a studiare perché insomma, è importante, Una donna perché ha avuto una fortissima. vita come la sua, che cosa gliene Mamma fregava. mia. Allora, noi abbiamo solo un minuto, io vi ringrazio per essere stati qui in questa parte, poi Grazie però a vi voi. aspetto più tardi, state con me nella parte finale, quindi ci rivediamo con voi alle 17:30. Però ho visto un secondo di Dai. t'accompagno di Vai, così sulla mentre lui casina va la mia, pubblicità quando e ci le sarà. porto per quartiere, a do sole non si vede, ma se vede vede tutto riesce, e se apre le finestre, e capisci com'è bella la città e pure Cinel, com'è bella, com'è bella, la città e pure Cinel, com'è bella, com'è bella, la città e pure Cinel. Vai, Mi così dispiace fa la pubblicità solamente quando deve andare, vai. all'orgoglio che sta gente si mortifica ogni giorno per una manica ai fitienti, ma non tiene una coscienza.